Amici ed amiche di BPTV, bentornati e benvenuti a un nuovo episodio della trasmissione che vuole dare voce e credito a chi questa categoria la costruisce e la costituisce. Stiamo parlando di allenatori e giocatori, perciò benvenuti ad una nuova puntata di Calcio Vero. Qui con me oggi abbiamo un ritorno, il primo ritorno di questa trasmissione. Stiamo parlando di Mister Melosi. Mister, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Meno male. E invece al mio fianco, come sempre, abbiamo la spalla che mi supporta tutte le trasmissioni, il regista, il nostro Jacopo. Ciao Jacopo, come va? Tutto a posto? Ciao Nicola, sì, tutto bene. Anch'io comunque sono di ritorno tutte le settimane, sempre la stessa ora. Ma tu ormai sei parte della... Infatti cioè, quando c'è la locandina andrebbe messo anche Jacopo il regista. Jacopo il regista, non nome e cognome, Jacopo il regista. Mettiamo una polemica ufficiale sì, questa verso la direzione. Alla direzione, agli altissimi ranghi Esatto. della nostra trasmissione. Detto questo, partiamo subito forte e oggi partiamo con una nuova rubrica che è la rubrica delle novità. Perciò un po' le notizie che hanno coinvolto questa settimana di Serie D. La primissima, quella più importante, mister, vado anche da te, non so se l'hai sentita, è che il Desenzano si assicurerà molto probabilmente le prestazioni di Enoch, Balotelli, Barua. Cosa ne pensi? Ormai arrivati a questo punto puntano a vincere, sono lì, fanno bene, mettono un altro giocatore importante e non lasciano niente al caso, in un girone molto difficile comunque. Sì, sicuramente. Infatti è arrivato anche Pesoli, abbiamo visto terzino sinistro, un nuovo under, già 3 reti ha referto nel corso di queste stagioni nel girone F se non erro, e comunque un altro colpo importante per il Desenzano, e ha aggiunto anche un secondo portiere, però in generale si è rinforzato, ha aggiunto qualche altro tassello. Un'altra grande che si sta rinforzando invece è il Piacenza, che ha preso De Vitis, e sicuramente un gran centrocampista, un grande colpo, non so se hai qualche parere. Sì, no, ti ripeto, quello lì è un girone dove fino alla fine Desenzano, Pistoiese e Piacenza se la giocheranno, senza nulla togliere a Lentigione che è davanti, no? Per cui queste tre squadre la Pistoiese ha fatto un rinforzamento abbastanza importante, per cui anche le altre si sono adeguate. Sì, no, sicuramente. E per un giocatore che arriva, il Piacenza in realtà ne lascia partire uno, perché Bianchetti saluta, l'ex Desenzano va alla Leon, e anche qua è un colpo importante soprattutto per la Leon in ottica salvezza, invece trasferendoci sul B, perché parliamo di un esterno che 2 stagioni fa lottava, anche quest'anno e l'anno scorso, ha sempre lottato per vincere il campionato e indossava la 10 del Desenzano. Sì, no, un ottimo acquisto della Leon, però mi meraviglio che la Leon sia in quella posizione, perché la reputo una rosa importante. Sì, poi ogni settimana aggiunge profili sempre più interessanti. Esatto. Un altro colpo importante invece è arrivato, è quello di Ghiringhelli, che torna a Pavia, è un giocatore sempre fatti professionisti, torna in Serie D dopo che aveva già giocato col Pavia, però in Serie C appunto nei professionisti, anche qua un nome molto interessante. Il Chievo invece, che secondo me fa un grandissimo affare, perché migliora dal punto di vista degli under, si assicura le prestazioni di Pollio, giocatore che l'anno scorso a Sant'Angelo ha fatto la differenza, 3 gol e 3 assist, praticamente sempre presente, uno dei più ben voluti si può dire da Brognoli, e ora il Chievo sicuramente lo riprende, e anche in questo caso aggiunge un altro tassello. Poi abbiamo sentito il presidente, sì, la terza, diciamo che ha voglia di vincere. Ho visto. No, io da ex Chievo ho fatto 4 anni lì, spero, me lo auguro che possano vincere, anche se però la vedo molto dura, perché la Caratese l'ho vista 2 settimane fa, è un'ottima squadra e anche loro hanno messo dentro l'Epore, per cui sarà difficile. Il Chievo ha un sacco di persone che girano attorno a BPTV che spera che possano vincere, perché dove vai tutti hanno giocato comunque qualche minuto a Chiaro. L'ultimo è venuto il mister lunedì, è venuto il mister, l'ex fanfolo Gentilini, e anche lui, Giuliano, anche lui ha giocato con me, noi abbiamo giocato 2 anni insieme, eravamo la coppia di centrocampisti, io e lui, ricostruito tra l'altro ci siamo sentiti in settimana, abbiamo ricostruito il centrocampo del Chievo, abbiamo ricostruito. E invece ultimo colpo del girone B è Andrini, che è stato anche capitano dell'Oltrepo, invece lui saluta e va in eccellenza, passa a Codogno, con un Codogno che ormai fa capire a tutti che ha voglia di vincere questo girone d'eccellenza e appunto tornare in Serie D dopo diverse stagioni. E invece l'ultima, usciamo anche dal B, è la Nova Romentin, che riprende Molluso e Moscatiello come direttore generale. Noi qua abbiamo che è stato il mister della Nova Romentin per 3 giorni una partita, e chiedo mister che situazione ha vissuto, se vuole dire che situazione è stata.
Sono stati 3 giorni che sono arrivato belli, nel senso che comunque ho fatto quello che mi piace fare, stare sul campo, lavorare sulla testa dei ragazzi perché li ho trovati abbastanza depressi. Abbiamo fatto un'ottima partita e poi dopo il martedì è una situazione imbarazzante, ho trovato una situazione imbarazzante. Alla fine penso di essere l'unica vittima di questa situazione, tra chi entra, chi non entra, chi fa, chi non fa. Cioè alla fine ci ho rimesso da solo, anche per colpa mia, perché alla fine sono stato ingenuo a dare le dimissioni, non dovevo darle, punto e stop. Possiamo dire che stendiamo un velo pietoso sulla questione? Sì, sono state delle pagliacciate e alla fine, ti ripeto, la vittima sono io. E sono anche sono stato un po' stupido, diciamo, però stupido perché non volevo litigare, discutere né con una cordata né con quelli che sono là. Ho dato le dimissioni per non avere problemi, visto che mi etichettano come uno che fa sempre casino, invece non è assolutamente vero, anzi proprio per non far casino me ne sono andato senza pretendere un euro e comunque da qui a giugno io sono bloccato. Infatti, alla fine hanno dato di fatto che l'unico problema adesso sarà proprio il mister, possiamo dirlo. Invece, tornando a parlare dei nostri gironi, iniziamo ad addentrarci, diciamo, nella categoria. La prima che abbiamo messo sotto osservazione è il girone D. E andiamo con la classifica, appunto. Giustamente sto aspettando uscisse. Il Lentigione primo, quota 48, poi Desenzano 46, Pistoiese con 43 punti, Piacenza 42, la Prosesto chiude la zona playoff a quota 40. Dietro invece si lotta duramente con Sasso Marconi prima di playout a quota 22, Corregese quota 20, Imolese 17, Trevigliese 16, Tropical Coreano 12 e Tutto Cuoio 7. E in questo caso noi in questa puntata abbiamo portato anche dei focus, perché ci siamo chiesti quali sono, noi giustamente ormai in Serie A siamo avvolti dal solito discorso dei giochisti contro i risultatisti, e in Serie A però a noi non ci interessa, cioè siamo andati a chiedere in Serie D, nel girone D, chi sono i giochisti, chi sono i risultatisti, e soprattutto sta premiando queste idee di gioco. Andiamo a vedere il primo dato, perciò le squadre con il possesso palla diciamo più elevato, ecco, ci abbiamo anche dietro, con tiri nei 90 minuti e possesso palla. Abbiamo il Desenzano, poi in questo caso si vede quanto stia premiando, perché se nelle prime 6 squadre per possesso palla abbiamo praticamente 4 delle prime 5, nelle prime 7 le prime 5 praticamente, e abbiamo Desenzano al primo posto insieme alla Pistoiese praticamente appaiate. Poi abbiamo anche buoni dati da parte della Corregese, del Sant'Angelo, del Piacenza e della Prosesto. E la cosa che sicuramente è da notare è che effettivamente in questo girone, se hai il possesso palla, crei e tiri anche tanto, perché poi quella che ha tirato più di tutte per il momento è la Pistoiese, che è anche quella che ha il possesso palla maggiore, e invece lì sotto vediamo che dove il possesso palla inizia a vacillare anche le occasioni mancano. In questo girone, diciamo, tutto un po' rispecchiato. Secondo me da questo dato si vede anche un po' la sfortuna della Corregese, che per possesso palla è in altissimo, per tiri è comunque abbastanza in alto, e anche Sant'Angelo stesso, però effettivamente stanno ricoprendo le zone di classifica abbastanza negative, e non so se è un pensiero. Ma sai, adesso diciamo che c'è la moda del... Stavo leggendo proprio oggi delle dichiarazioni di Cagni, di Gigi Cagni, sul libro che ha scritto, no? Che diceva che tutti ormai seguono le mode, in pratica si gioca dal basso, il possesso palla, però il calcio alla fine, ragazzi, conta fare gol. Cioè, è vero, giocare bene, sono d'accordo, però secondo me un bravo allenatore deve saper capire se può giocare a calcio come vuole lui, con le sue idee, con i giocatori che ha a disposizione. Cioè, io faccio l'esempio di Zerbi, che ne parlano tutti benissimo, però ieri è uscito dalla Champions League, ha preso 3 schiaffoni e a casa. Cioè, allora il bel gioco, cioè, se non puoi farlo ti devi adeguare, perché parlano sempre male di Allegri, però si andiamo a vedere, Allegri ottiene risultati. Di che cosa parliamo? Cioè, il calcio alla fine, un allenatore viene giudicato per i risultati, non per il bel gioco, è inutile che stiamo qua. Poi anch'io ho l'idea che la mia squadra debba giocare a calcio e non buttarla là, benissimo, ma se ho dei giocatori che a buttarla là vinco le partite, la butto tutta la vita là, perché alla fine conta vincere le partite.
E ora qua poi io faccio un passo indietro. Romentino, la squadra che hai trovato, era una squadra che poteva vincere le partite o era una squadra in difficoltà? No, ma a Romentino ho trovato innanzitutto una squadra che stava bene fisicamente, e lì bisogna fare il complimento al preparatore atletico perché è una squadra che stava bene. Non stava bene mentalmente, ho dovuto lavorare sulla testa, poi il discorso tattico non mi va di parlare, per cui va bene quello. E alla fine noi abbiamo preparato una partita in 3 giorni, una partita contro la quarta in classifica che era il Chisola, ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto alla pari con loro, addirittura il secondo tempo sono andati nella nostra metà campo una volta sola, quando hanno fatto al 52esimo, hanno fatto il 2-1, è stato un po' un errore del nostro portiere, però ci può stare. E non sono più superato la nostra metà campo, dove mi manca e noi siamo usciti anche abbastanza bene giocando, però arrivavamo fino all'area e non abbiamo avuto forse due occasioni. Una è stato bravo il loro portiere, perché non c'è tanta qualità. Per cui sai, il girone A, cosa ha visto? Poi ma io guarda, il girone A, no, beh, avevo già visto lunedì, avevo visto Lavagnese e Asti, che erano le 2 squadre che dovevamo andare a affrontare la Lavagnese. E infatti io il martedì, il discorso che ho fatto alla squadra, li avevo caricati perché ho detto guarda che si può andare a Lavagna a vincere, perché non avevo visto questa grossa differenza tra noi e loro. Infatti poi alla fine 2-2 al 75esimo vinceva Novara Ventin 2-1. È un girone dove ci sono 4-5 squadre che sono forti e non c'entrano niente, ma con le altre te le giochi alla pari. Ok, è un girone, allora qua torniamo, possiamo dire che torniamo indietro perché tutti dicono poi ogni girone ha le sue complessità, però effettivamente si può anche dire che i valori tecnici magari del girone B quest'anno sono elevati. Ma io penso sempre che tra girone A e la differenza tra girone A e girone B, girone D, che quelle che vincono sono forti. È più facile secondo me salvarti, perché nel girone B trovi squadre che lottano per non retrocedere, che sono squadre forti, cioè sono squadre organizzate, sono squadre che giocano bene, sono squadre insomma importanti. Nel girone A un po' meno, dai. Ma infatti non abbiamo visto ancora la classifica, però poi vedendo la classifica del girone B, cioè la zona playout c'ha 30 punti, Cioè 30 punti sono tanti infatti la quota. Ragazzi, nel girone B c'è in zona playout c'è la Varesina che è una squadra forte, c'è il Castellanzese che è una squadra forte, c'è addirittura adesso il Sondrio che è partito malissimo, ma Sondrio non è una brutta squadra. No, come nomi. Infatti domenica c'è una partita molto difficile per la Castellanzese. Sì, perché poi la Castellanzese io ho visto onestamente domenica, perché ho giocato contro l'Oltrepo, ho visto senza Colombo, è un'altra squadra. Sfortunatamente per la Castellanzese, però l'apporto del centravanti è troppo importante per questa Castellanzese, perché facevamo proprio fatica a tenere il pallone oltre la metà campo. Poi anche il mister in conferenza ha detto che è la prima volta che capita una cosa del genere, però effettivamente Colombo non ci sarà da qua un po' di partite, di conseguenza sarebbe importante trovare un sostituto, comunque uno che renda allo stesso modo in questo caso. Invece, rimanendo sul girone D, iniziamo a parlare del primo dei nostri 2 ospiti. Stiamo appunto discutendo di Bernardini, terzino del Sant'Angelo, quest'anno è arrivato proprio quest'estate a Sant'Angelo, giocatore classe 2002, 19 presenze, un gol e un assist, tornato in auge soprattutto adesso che è tornato Vullo a Sant'Angelo, perciò il suo ex mister, perché l'ha avuto l'anno scorso a Crema, 56% di minuti giocati, ma i veri dati di Bernardini andiamo a vedere qua alle spalle, perché nel corso della passata stagione è stato uno dei giocatori migliori sotto tutti i punti di vista, uno dei migliori terzini che ha avuto il girone B, 238 duelli difensivi vinti nella stagione 24-25, è il 10° di tutta la categoria, 155 intercetti, sempre 24-25 è 11° di tutta la categoria, 133 cross e 6 assist, sono numeri praticamente da ala all'esterno aggiunto, perché poi ci sono stati anche 3 gol nel corso della passata stagione, e sappiamo che Mister Vullo riesce, diciamo, a costruirle un po' una sua, diciamo, una gabbia perfetta, ecco, per rendere al meglio Bernardini e sfruttare quelle che sono le sue migliori qualità. Poi parliamo appunto di un giocatore che l'anno scorso con la Cremonese praticamente, scusate, con il Crema, la provincia di Cremona, è stato uno dei più importanti insieme ad Accamadou sicuramente, e ha fatto un campionato a dir poco incredibile. Piccolo fan facts nei confronti di Bernardini, giocato tanti anni al Fanfulla, infatti quest'estate non è che era stato preso benissimo dai tifosi del Sant'Angelo il passaggio. Sa che lì c'è rivalità, la vivono male queste cose qua. E però... il derby più caldo che hai vissuto tu?
Io personalmente, perché Salernitana-Napoli, sì, però Chievo-Verona è stato forse il primo della storia, è stato bello. Sì. Sì. Cioè, più che altro i tifosi del Verona c'hanno un po'... Ma già il giovedì, siccome giocavamo non so se era Telepiù allora, su Telepiù ci siamo allenati a giovedì sera allo stadio del Bentegodi e quando siamo usciti per fare allenamento c'era tutto buio, a un certo punto scoppiavano petardi e c'erano i tifosi del Verona che ci hanno insultato. Però la partita è finita? 1-1. E perciò alla fine comunque non è servito a niente, si può dire. No, ma va, i tifosi rimangono sempre fuori. E allora alla fine diciamo a Bernardini non ha senso che se la siano presi i suoi... No, vabbè, dispiace perché comunque cioè, uno fa il calciatore, uno fa l'allenatore, cosa vuol dire? Non può allenare il Fanfulla, non può allenare il Sant'Angelo, ma dai, insomma, cioè, come Milan-Inter. No, più che altro è anche i livelli poi, nel senso esatto, cioè, dai, sto scherziamo. Sì. Condivido appieno, poi in realtà il tutto è rientrato dopo la prima partita, perché poi anche questa è incredibile, il tutto era nato, almeno questo dicono i tifosi del Sant'Angelo, poi magari chiediamo lo stesso Bernardini, e tutto era nato perché dopo un derby di non so quanti anni prima, lo stesso Bernardini aveva esultato sotto la curva dopo un gol del Fanfulla e giustamente i tifosi del Sant'Angelo non gli è scesa giù facilmente quella situazione e di conseguenza... Ma anche questa cosa deve fare secondo me? Ma anche questa è una cosa da rivedere, perché anche quelli che giocano da ex, che fanno gol, cioè tipo io che non ero un grande goleador, se mi capitava di far gol con la mia ex squadra, ma esultavo, ma cioè, faccio un gol sì, se mi va bene e non devo esultare, devo dire scusa. Cioè, ma è assurdo, per me è sbagliato nei confronti dei tifosi per i quali giochi. Certo. Cioè, è assurdo questa cosa qua, perché non è mancanza di rispetto, cioè la mancanza di rispetto per me sono altre cose, non queste qua sono stupidate. Condivido appieno. Invece ora iniziamo a vedere anche i video invece di Bernardini, perché è un giocatore, abbiamo detto, grandi qualità, grandi doti, tiro da fuori incredibile. Ora mister qua lo schermo è piccolino, però il gol che ha fatto con Sant'Angelo è una sassata, possiamo dire da 30 metri circa, anche buoni assist perché trova facilmente il cross al centro dall'esterno, appunto come dicono anche i numeri, e capacità di fare cost to cost perché quando prende velocità diventa veramente difficile da fermare, poi complice anche la struttura fisica, essendo un giocatore brevilineo, ma quando inizia a trovare campo gli viene aperto, non lo raggiunge mai nessuno. Infatti il gol col Chievo l'anno scorso è praticamente poesia, si può dire, perché è una rincorsa di 70 metri e arriva fino a far gol, ma anche buon piede, come vediamo anche qua sulle punizioni. Certo che no, scusa, stavi finendo. No, volevo dire, certo che vedere un video di queste giocate di qualità di un giocatore che prima abbiamo visto le caratteristiche, i numeri in realtà in termini difensivi, cioè dà senso di completezza di un giocatore. Io qua importante. Infatti apro una piccola polemica, perché secondo me il motivo per cui Bernardini al momento non ha ancora fatto una carriera, non ha ancora avuto la possibilità anche semplicemente nei professionisti, spesso, e secondo me viene per la natura fisica del giocatore, perché comunque è un giocatore piccolino, e chiedo mister un po' il solito discorso, però effettivamente poi si vede un giocatore che ha grandi qualità, grandi doti, 200 presenze in Serie D, classe 2002, perciò è un giocatore che ovviamente dove è andato giocato, è stato titolare, ha fatto bene, e alla fine però si trova sempre relegato lì perché in C magari non lo prendono perché dicono ma c'è da fare la partita a contrasti e con lui non la vinciamo. Ma sì, che poi anche quello è sempre tutto da vedere. È difficile rispondere a questa domanda, perché comunque è vero, adesso si guarda e si basa sul fisico tanto, ed è sbagliato, perché prima bisognerebbe basarsi sulla tecnica, ma soprattutto nei settori giovanili, perché è da lì che si parte. Però un giocatore può essere anche, cioè io ho fatto il giocatore, ero 1,73, sì. Può essere lo stesso, i contrasti li vincevo anche con quelli grossi, però cioè dipende. Era magari un calcio diverso, quello che c'era già più qualità, più vero, sì, magari sul campo si dava più foga, però in generale c'era meno tattica sicuramente. Però iniziavano quegli anni, cioè dopo io ho iniziato che si giocava a uomo ancora, però dopo è esploso l'era di Sacchi, insomma tutti in zona, cioè, per cui il giocatore fisico sicuramente conta per tante cose, però se un giocatore ha qualità tecniche bisogna sempre prenderlo in considerazione, perché prima bisognerebbe giudicare le qualità tecniche, dopo il fisico. E invece visto che hai giocato ad altissimo livello, proprio dal punto di vista
tecnico, allo stesso tempo dal punto di vista, ti faccio una e una, dal punto di vista tecnico qual è il giocatore che più ti ha diciamo, preso? Beh, ma sono due, cioè, visti dal vivo Zidane e Ronaldo sono spaventosi. Sì? Sì. E invece dal punto di vista fisico? Fisico ne ho visti tanti. Guarda, io ti faccio un nome che te forse non ti ricordi neanche, Grimaudo della Salernitana. No, infatti mi manca. No, cavallo pazzo. Questo per scommessa faceva i 1000 metri con gli stivali. Sì? Con gli stivali, ma quelli alti. Quelli poi, tipo quando che hai bagnato? O Quelli da bagnato, esatto. Gli beh. stivali lì, faceva i 1000 metri, ma li faceva in 3,05, 3,2, così, Poi neanche con gli per stivali. ridere 100, Sì, 200, Sì, no, no, 1000 lui faceva. fisicamente uno così forte non l'ho mai visto, giuro. Poi vabbè, i tre olandesi del Milan a livello fisico avevano dei risultati assurdi, sì, Ok. sì. Allora, invece è arrivato il momento di introdurre il nostro primo ospite di giornata. Ciao Davide, come va? Tutto bene? Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio dell'invito. Niente, tutto a posto? Tutto bene col Sì, Sant'Angelo? tutto a posto, grazie mille. E invece come sta andando questa stagione, questa seconda parte di stagione, proprio adesso che è arrivato quello che è il tuo mister, diciamo, possiamo dire anche quello che ti ha conseguito nel corso della tua miglior stagione che è stata quella passata. Sì, no, sicuramente da quando è arrivato ho iniziato a giocare con più continuità, quindi ti devo dire che sta andando bene a livello personale. Poi a livello di squadra si manca solo la vittoria, perché è vero che non abbiamo mai perso, però non abbiamo neanche ancora vinto, quindi 4 pareggi su 4 partite e quindi ci manca quello step per portare a casa 3 punti. E ti chiedo se rispetto alla passata stagione col Crema è cambiato un po' il suo, diciamo, tipo di calcio oppure è rimasto un mister con le sue solite idee e ho visto anche l'aggiunta subito di una punta anche abbastanza di peso anche per magari, diciamo, cercare di fare quel calcio lì. No, lavorava nel modo in cui stiamo lavorando in questo mese e sì, è arrivato Maltoni, forse una punta fisica era quello che ci mancava un po' da inizio stagione, perché Dio si è fatto male subito all'inizio, è rientrato, si è fatto purtroppo di nuovo male, quindi ha avuto questa sfiga e quindi non abbiamo mai giocato veramente con una vera prima punta. E quindi non dico che magari ci ha penalizzato, però avere una prima punta di ruolo magari poteva aiutarci. Allo stesso tempo mi viene la curiosità normale di chiederti se ci sono grosse differenze col gioco di Gatti oppure effettivamente, diciamo, in generale, ecco, anche come proposte, Vull e Gatti come mister sono abbastanza simili, visto anche il modulo poi che cercano di proporre. Sì, no, a parte il modulo che, vabbè, Mister Gatti giocava principalmente con la difesa 4 e 2 esterni alti, fin quando c'era Mariani, giocavamo con Mariani e Bramante, Sì. e invece Mister Vullo si è focalizzato sul 3-5-2 e quindi diciamo senza esterni offensivi, però diciamo che gli esterni offensivi col suo modo di giocare diventano i quinti, quindi, quindi alla fine nel Ben modo per di te, giocare possiamo sì, dire. sempre due esterni molto offensivi. La cosa che cambia è che ci sono 2 punte, ecco. E invece se facciamo un passo indietro ti chiedo com'è stata quella stagione a Crema, l'ultima stagione a Crema, una stagione che per molti è stata difficile per tanti motivi e invece possiamo dire che per te è stata probabilmente una stagione fondamentale nel percorso della tua carriera. No, sicuramente a livello personale è stato, appunto, come dicevi prima, la stagione migliore della mia carriera, seppur piccola, però comunque come numeri è stata la mia miglior stagione. A livello di squadra, all'inizio della stagione a luglio già ci davano retrocessi tutti, già proprio retrocessi. Invece con il gruppo, con la forza, siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile, perché ci siamo salvati senza play out e quindi è andata veramente molto bene. Ora invece vado un po' più sulla domanda classica, diciamo quella che ha creato magari qualche scompenso nel corso di quest'estate, so che mi spiace però devo farla e ti chiedo appunto, quest'estate sei firmato a Sant'Angelo dopo un gran trascorso con la maglia del Fanfulla, ti chiedo un po' com'è stata per te, come hai scelto di venire a Sant'Angelo, di firmare per il Sant'Angelo e soprattutto anche come è stata vissuta anche fuori, se poi effettivamente ti aspettavi delle reazioni del tipo, anche se poi si parla sempre di Serie D. Sì, no, allora il fatto di aspettarmi una reazione del tipo, sì, potevo aspettarmela, non così aggressiva forse, però quando ti chiama una squadra come il Sant'Angelo comunque è difficile rifiutare, perché per la piazza che è,
per la visibilità che ti dà è difficile rifiutare, quindi appena mi ha chiamato abbiamo trovato l'accordo, non ho esitato a dire di sì. Sì, i tifosi l'hanno presa purtroppo male, però è una cosa del passato purtroppo. Adesso speriamo che a suon di prestazioni la cosa si sia un po' chiusa, ecco. Sicuramente, se una cosa è certa a Sant'Angelo è così, se giochi bene sei ben voluto. E invece, mister, chiedo a te se è mai capitato un momento di scontro magari con qualche tifoseria, è come che... Sì, no, a me è capitato, io ero del Pescara, finito l'anno che per un punto non siamo andati in Serie A, sono stato messo fuori rosa quell'anno lì e sono andato a Salerno. A Salerno giochiamo a 5 partite alla fine contro il Pescara e io ho giocato un po' cattivello, cioè ne ho combinati Hai un po'. sentito un po' la partita? Sì, ho fatto un po' di entrate. L'anno dopo purtroppo ero del Pescara, io sono ritornato a Pescara e primo giorno di ritiro stavo per salire sul pullman, si sono presentati 2 capi ultra che erano 2 montagne e mi hanno detto che quest'anno ti contesteremo e da lì è partita. Sono partiti 3 mesi di contestazione finché poi è finito con un episodio dove io li ho affrontati tutti. E ci sono stati 2 ragazzi che mi hanno tirato le uova sulla schiena da vigliacchi, io sono sceso davanti a tutti, gli ho battuto le mani, gli ho detto bravi, voi siete che siete coraggiosi, cioè gli ho detto con altre parole e però da lì, cioè io da lì basta, hanno smesso perché comunque io li ho affrontati, cioè io sono uscito da solo in mezzo a tutta la tifoseria e sono stato colpito alle spalle, per cui da lì sono passato quasi per eroe, per cui è tornato, è cambiata la cosa, sì. No, ma io sono uscito, sai perché sono uscito? Perché io speravo che partisse uno schiaffo, andavo a casa diretto, prendevo la valigia e partivo, perché io volevo andare via. Cosa che poi era il mese di fine settembre, io a gennaio sono ritornato a Salerno, perché poi io volevo tornare a Salerno. E come si vive? Cioè il rendimento in quei mesi cambia tanto, il fatto che comunque sei... Ma sai, io entravo in campo che già non volevo stare lì, questi che mi insultavano, ma proprio mi insultavano pesantemente, poi io non c'ho un caratterino che non riesco a stare zitto, cioè è successo che una partita in un amichevole, ma insultavano pesantemente, perché insultavano mia moglie, i miei figli, cioè tutto. Io mi sono messo in mezzo al campo e gli ho battuto le mani, gli ho detto sì, sono uscito con la scorta, con la camionetta dei carabinieri, però dopo andata avanti così, poi c'è stato l'episodio delle uova e da lì basta. Finita lì. Finita però, lì. Vabbè, almeno hai ottenuto il tuo trasferimento a Salerno, che era quello che A volevi. gennaio sì, anche lì c'è un episodio da raccontare. Però... lo spoilereremo dopo, lo diremo dopo, lo scegliamo dopo. E invece, tornando da Bernardini, ti chiedo, sei un classe 2002, ma sono praticamente quasi 200 le presenze in Serie D, che è un numero incredibile, forse uno dei classe 2002 più presenti della categoria, e ti chiedo quanto è cambiata in queste 7 stagioni in cui l'hai vissuta, dalla prima col Fanfulla a quest'ultima col Sant'Angelo, se è cambiata anche in questo comunque periodo, lasso di tempo che inizia a essere abbastanza pre-Covid e post-Covid, possiamo dire. Sì, sicuramente una cosa che è cambiata sono io, perché sono entrato nel mondo dei grandi a 16 anni, adesso ne ho 23, quindi chi è cambiato principalmente sono io. E poi ti dico, io ho fatto girone B, girone D, solo questi 2, però li ho trovati sempre 2 gironi molto difficili, molto equilibrati entrambi. Quindi questo, la cosa principale appunto che è cambiata è il mio modo di approcciarmi al mondo del calcio, ecco. E invece tornando sempre, ripercorrendo la carriera, una domanda sul Fanfulla, che ora si trova in delle acque abbastanza complesse. Ti chiedo te cosa ne pensi della situazione che sta vivendo il Fanfulla, visto che abbiamo avuto diverse persone che sono passate da qua, comunque vicino all'ambiente, comunque che hanno giocato in quell'ambiente, e abbiamo chiesto un po' a tutti il parere. Il Fanfulla, sì, mi dispiace che sia in questa situazione per i tifosi, per la gente che c'è intorno. Poi sono successe delle cose che purtroppo anche come si dice, mi riguardano personalmente, non tanto positive da parte della società, quindi mi dispiace per la situazione in cui sono, però mi dispiace per i tifosi e per la gente che c'è intorno. Okay. Tutto qua.
perfetto. Invece ora è il momento del primo format, l'abbiamo fatto la prima volta, lo facciamo anche questa, è il momento del consiglio del mister. Il consiglio ora, dobbiamo dare il consiglio, Davide. Sì, no, beh, ma anche a lui di continuare come sta facendo, e sicuramente per un ragazzo giovane la continuità è l'arma migliore, e gli auguro di avere anche una chance in una categoria superiore. Grazie mille. Ecco, mi collego proprio a questo. Speriamo. Perché una categoria superiore, ti chiedo se dopo 200 presenze, appunto la massima serie dilettantistica, ti senti ormai pronto, immagino, e maturo per fare quello step lì. Sì, mi sento pronto e maturo, quindi spero che l'occasione arriverà. Poi solo se arriverà l'occasione il tempo saprà dirmi se davvero sono pronto e adatto a fare una categoria superiore alla Serie D. Però secondo me è giunto il momento di provare a fare anche questa esperienza. Invece l'ultimo che ti chiedo, prima di un altro format di BPTV, ti voglio fare la domanda se effettivamente, e credo anche tu ne sia consapevole, in quale posizione del campo ti senti più a tuo agio, se nella difesa 4, poi visto che quest'anno hai avuto la possibilità di fare tutte e due, oppure come laterale nei 5. Sì, ma io mi sento più confident in una difesa 5, quindi giocando a 5, però ho sempre fatto anche il quarto senza problemi. E invece quest'anno con Mister Gatti ho ricoperto anche altri ruoli come la mezzala o l'esterno di un centrocampo a 4, che non ero abituato a fare, però comunque sono dei ruoli che mi piace fare, anche quelli devo dire. Però se devo scegliere un ruolo è il quinto a sinistra, sì. Adesso invece andiamo con il botta e risposta, perciò delle domande rapide e anche delle risposte altrettanto rapide. Partiamo subito con qual è il calciatore con cui ti sei divertito di più nello spogliatoio? Ivan Greco. Ok. Dopo vi leggo i commenti di Ivan Greco che stanno arrivando. In che posizione arriva il Sant'Angelo? Decima. Qual è il compagno di squadra che ogni mattina si veste con la luce spenta in camera? Davighi. Ok, perfetto. Alla fine della tua carriera quante presenze otterrai in Serie D? Spero di fermarmi a 200. Ok, e invece nei professionisti? Tante altre. Ok. La partita che ricordi con più soddisfazione? Dico, nel recente passato l'esordio in casa col Sant'Angelo quest'anno. Bello, invece quella che ti ha fatto più male? Quella che mi ha fatto più male... Cavolo, difficile. Beh, sicuramente quando sono stato espulso quest'anno contro il Crema, Ok. rosso diretto. E qua sarò cattivo. Sant'Angelo Fanfulla? Sant'Angelo. Perfetto, allora ti vogliono tutti più bene. Sicuramente sarà una domenica. Guarda, io sono da quelle parti, perciò ti darò una mano anch'io. Va bene, grazie. Il compagno più forte con cui hai condiviso lo spogliatoio? Manuel Pascali. Quello da cui invece tutti si aspettavano un'altra carriera, o meglio possiamo anche dire il tipico giocatore del giovedì. Dico uno di quest'anno, che è appena arrivato, Maltoni. Ok, almeno ti toglie ogni dubbio, che non ha tutto il tempo per rifarsi. Esatto. Il coro preferito della curva del Sant'Angelo? Allora, non ci faccio tanto caso a quello che dicono in campo, sono concentrato, quindi... Perfetto. Però ce ne sono. Perfetto. E l'ultima, la multa più folle che hai preso con tanto di storia, perché sennò non vale. Ma la multa più folle che ho preso, ma sono un ragazzo abbastanza Diligente. preciso, quindi di multe, se non per qualche ritardo, non ne ho prese. Ah, ok, perfetto. Invece Quindi sì. il mister? La multa più incredibile che hai preso? Era molto più incredibile per un'espulsione. Se dico i soldi, Sono tanti. sono tanti. Sono tanti. Eh sì, perché mi hanno dato, penso, per non aver... Sì, ho fatto questo gesto. Cioè, questo gesto mi è costato 2 giornate. Una sera in cui gente faceva i gesti ai cornuti. No, in quel tempo c'era gente famosa, molto famosa, che diceva l'arbitro o altro. Io ho fatto questo gesto, mi sono preso 2 giornate e 2 giornate... C'era una mosca? Sì, 2 giornate, ti dico, no, l'arbitro era Boriello.
E per cui 2 giornate sono metà mese, fai te, metà mese. Ma lì come funziona la multa? Partita saltata? O... Lì me l'hanno fatta pagare così, metà stipendio. Sì. Sì. Mica poco, No. No. Il mister ci è rimasto male, immagino. Abbastanza. Andiamo al prossimo turno invece di Serie D. No, prima girone D. ti leggo i commenti. Commenti. Ivan Greco scriveva: non fatevi ingannare da Bernardini, sembra un bravo ragazzo ma nello spogliatoio è il peggiore, si dice. E poi aggiunge: Bernardini lo vedo molto bene esterno, molto esterno, vicino al mister. Seduto. Vicino al mister. Lo diceva anche l'anno scorso, classiche battute da Ivan Greco queste. Sì. Vabbè. E invece tu non dai una risposta a Ivan Greco? No, va bene così. Lasciamo parlare il lavoro e il campo, questa è la risposta. Atto di superiorità. Andiamo con il prossimo turno invece di Serie D, girone D, dove c'è il Desenzano che affronterà il Progresso, Cittadella Vismodena, Sant'Angelo, Crema Prosesto, Pistoiese Piacenza, il vero big match possiamo dire di questa giornata e anche probabilmente del campionato, Imolese Tutto Cuoio, Rovato Vertovese Lentigione, San Giuliano City Corregese, Sasso Marconi contro Pro Palazzolo, Tropical Coriano Trevigliese. E io parto subito con la domanda classica, arriva la Cittadella Vismodena, una squadra che comunque ha pareggiato contro il Tutto Cuoio, perciò comunque una squadra che ha dato qualche segnale, nonostante tanti punti in più in classifica per il momento, qualche segnale che qualche debolezza c'è, e di conseguenza Davide ti chiedo che partita vi aspettate e come l'affronterete. No, sappiamo che comunque in casa invece il Cittadella è una squadra che fa tanti punti, mi sembra 23 sui 33 che ha li abbia fatti in casa, quindi ci aspettiamo una partita molto molto dura, poi non troveremo un campo in condizioni perfette e quindi ci aspettiamo una partita che sarà una battaglia. E infatti proprio qua mi voglio collegare perché la vittoria manca, l'abbiamo detto prima, manca solo la vittoria, manca più precisamente al 7 di dicembre, e ti chiedo quanto sarebbe importante vincere proprio in trasferta, sapendo che al contrario quando giocate in casa anche voi il Chiesa è a tutti gli effetti il vostro fortino. Sì, no, sarebbero 3 punti che peserebbero molto di più, sia per il morale e soprattutto perché torniamo a vincere fuori casa, che manca adesso. Credo che il 7 dicembre abbiamo vinto in casa col Tutto Cuoio, se non sbaglio. E quindi la vittoria fuori casa manca da tanto e quindi sarebbero 3 punti veramente fondamentali e pesantissimi. Ultima, prima di lasciarti andare via, chiedo se il turno, diciamo, squalifica di Crema viene spostata questa settimana. Il Sant'Angelo gioca il sabato, la domenica è libera. Pistoiese Piacenza si gioca anche lei il sabato, te lo dico subito, perciò devi andare a vedere una partita la domenica, quale sceglieresti? No, tutta la vita a Sant'Angelo. Ok, prescindere. A prescindere. Invece mister? La partita di domenica è Pistoiese Piacenza, dai. Pistoiese Piacenza. Invece tu dirai anche Jacopo, sicuramente la Pistoiese Piacenza, invece no. Jacopo? No, non ho guardato in realtà. Ma Jacopo ora già so con cosa se ne esce io. No, ho idea, vediamo, idea. possiamo Rovato un palazzolo. No, secondo me lui è da Trevigliese Tropical Coriano. Anche lui è però quel anche tipo di- San Giuliano Correggese secondo me è una Ecco, partita San Giuliano Correggese però interessante. effettivamente anche a me piace come partita. Interessante. Ora possiamo salutare effettivamente Davide e augurarti una buona serata, e allo stesso tempo ti dico Grazie che mille. se quest'estate hai bisogno di una squadra per qualche torneo estivo dalle parti di Sant'Angelo, Lodi, così la mia è aperta, facciamo un bel team, fa piacere. Coltivi interessi personali. Io mi porto avanti, sfrutto la situazione. Grazie mille. Va bene. Grazie mille a voi, grazie mille. Buona serata. Buona serata. E niente, Nico, sì. facciamo così perché siccome l'altro ospite è anche già arrivato, adesso ti ho preparato 4 domande Sì. per il girone D e poi passiamo al girone B, Perfetto. così usiamo questa nuova botta e risposta nei tuoi confronti. Oggi siamo pieni di contenuti. Pieni di contenuti, quasi dobbiamo iniziare a rinunciare a qualcosa. Allora vado, Vai. Se il Lentigione dovesse vincere lo scontro diretto col Desenzano, vincerà il campionato? No. E se dovesse perdere, pensi che sia ininfluente? Ininfluente Per i Lentigioni. per il suo percorso sì, però nel senso darebbe una bella botta, però continuerà a fare il suo percorso, non è la partita che segna la stagione, ma allo stesso tempo comunque passerebbe avanti il Desenzano, quella è la cosa importante. La Prosesto pareggiando con il Sant'Angelo è fuori dai giochi per la vittoria del girone? Secondo me sì. Il prossimo turno ci sarà Pistoiese Piacenza. Pensi che la sconfitta per una o il pareggio per entrambe le possa escludere dalla corsa alla vittoria? No, per blasone e valori delle squadre, perché sono la possibilità è anche quella che vincono le successive 12, ma allo stesso tempo sarebbe una gran mazzata, soprattutto il pareggio.
Secondo te tutti gli ex calciatori che allenano sono dei buoni allenatori? No. Alcuni allenano, poi mister mi ha dato suggerimento, no, secondo me alcuni allenano soltanto perché si chiamano in un certo modo. Cioè soprattutto, allora qua apro una piccola questione, soprattutto l'inizio della carriera, cioè l'approccio alla carriera, secondo me se tu hai un nome sei avvantaggiato. È molto più semplice. Inizi già molto più in alto rispetto a chi inizia dal basso. Poi se mi dici dopo 5 anni che allenano chi c'è ancora, secondo me sì, perché poi inizia a vedersi, tipo, non voglio essere scomodo con nessuno, però ad esempio Pirlo, che secondo me comunque tutto sommato non è un bruttissimo allenatore, dopo 2 o 3 esperienze sbagliate ora fa fatica, è andato negli Emirati Arabi, di conseguenza un po' il salto poi lo paghi, però all'inizio per approdare effettivamente, diventare allenatore, avere una carriera calciatore aiuta tantissimo, aiuta troppo forse. Sì, il nome conta, dai, il nome conta. E poi a tutto sommato qua aggiungo che conta tanto in più perché il fatto che semplicemente per fare il patentino, se ho giocato in Serie A, in Serie B, cioè già lo posso fare praticamente. Invece quello sì, però conta, perché comunque come in tutte le cose, se c'hai un nome importante ti dà la spinta, ti dà la mano. Beh, anche per blasone, anche per la piazza in cui poi vai a giocare o ad allenare in questo caso. A proposito, no, non ho finito, hai detto 4, non lo sapevo. No, 4 era indicativamente. A proposito di allenatori, ex calciatori che sono allenatori, se la Pistoiese avesse avuto Lucarelli dall'inizio dell'anno avrebbe più punti adesso? Come giocatore? O come allenatore? Come allenatore, chiaramente. Vabbè, anche come bomber. Anche come bomber, facciamo. No, anche come allenatore sì, secondo me sì. E tolto il lentigione, possiamo dire che il girone D non abbia né sorprese né delusioni? Al momento è più sul sì che sul no, perché poi alla fine anche ad esempio il Sant'Angelo che si trova in una situazione difficile però è salvo, perché tutto sommato ha portato la barca in porto, perciò al momento dico sì, più tolti i lentigioni sono quasi tutte quelle che ci si aspettava, magari la Correggese ce l'aspettava un po' più su, però ha ancora tutto il tempo per ritirarsi in piedi. Hai superato il test. Visto? Tieniti caldo per quella del girone B dopo. Va bene, va benissimo. Allora, dal girone D noi passiamo al girone B. Per farlo abbiamo bisogno però della solita classifica. Prima troviamo la Folgore Calatese 45 punti, poi il Chievo Verona con 37, Villa Valle 36, Casatese Merate 35, grande vittoria per la Casatese Merate contro il Milan Futuro invece 34, che col Brusaporto chiude la zona playoff anch'esso a 34. Andando invece più giù nella zona play-out iniziamo a trovare qualche scalino di troppo perché c'è Scanzrosciate Castellanzese 27-26, però poi ci sono 9 punti per la Varesina 17 anche il Pavia che ne ha sempre 9 di distacco, 10 da quella che sarebbe la sua ipotetica avversaria nel famoso play-out, 13 con la Nuova Sondrio e poi 11 la Vogherese penalizzata di 2 lunghezze. Mister, chiedo una situazione adesso come quella che sta vivendo la Varesina e il Pavia in cui devono inseguire il play-out e giocare, molto probabilmente ormai giocarsi tutto in quella singola partita. Come si vive una stagione? Perché poi tu l'hai vissuto un play-out e perciò come si vive quella stagione? Innanzitutto ci devono arrivare al play-out perché comunque i punti di distacco iniziano ad essere tanti. La Varesina sta continuando a mettere giocatori dentro perché ho visto anche il mio ex giocatore è andato lì, che è Gulinatti, tra l'altro come fece molto bene. E una situazione dove la Varesina non pensava secondo me di trovarsi in quella situazione, neanche Pavia perché hanno speso anche. È difficile perché lì la testa conta tantissimo. Noi siamo partiti, faccio un esempio, l'ultimo anno che ho fatto a Carazzi, siamo partiti che sapevamo che dovevamo essere lì e con la testa siamo arrivati allo spareggio che eravamo liberi, per cui che vostro l'avete fatto comunque nel senso sì, noi il nostro l'avevamo fatto, sì, per cui sai, conterà molto intanto uscire da quella zona lì e arrivare al play-out e poi vedere. E la domanda che viene poi di conseguenza è tra Varesina e Pavia, chi vedi ad oggi meglio tra le due per un'ipotetica sorpresa? A me la Varesina non dispiace come squadra, sinceramente. Però contando anche la condizione mentale, perché comunque la Varesina anche secondo me ha dei singoli fortissimi. Sì, infatti io non capisco come faccia essere. Ma non capisco come faccia essere lì, sinceramente. E il Pavia è una squadra esperta perché adesso ha messo dentro tanti giocatori esperti che paradossalmente in un play-out potrebbe essere avvantaggiata. Infatti è quello che intendevo perché poi secondo me Pavia sta facendo, è brutto da dire perché poi ha tutto il tempo per risollevarsi, però il tempo inizia a stringere proprio per quello, sono tante squadre vicine che stanno facendo tanti punti e se devi giocarti la sua partita secca sai che hai bisogno di giocatori che nei 90 minuti non ti tradiscano. E quello che sto vedendo che sta facendo il Pavia secondo me lo sta facendo anche in maniera più che corretta. Detto questo invece andiamo col secondo focus.
che secondo Focus è lo stesso di quello del girone D, perciò sempre di giochisti stiamo parlando, oppure di risultatisti, ma andiamo con i dati, li mettiamo anche qua dietro, ora arrivano, ora là. E anche qui invece abbiamo dei dati molto importanti secondo me, perché ad esempio il Milan Futuro è la squadra che per distacco è quella con più possesso palla, 60%, ma poi nei 90 minuti non è neanche nella top 5, o se mi sbaglio appena è a filo nella top 5. No, è fuori dalla top poco, 6. Ecco. Sono divisi tutti Settimo, per gruppi di 6. Perfetto. E settimo per squadra che tira verso la porta, perciò alla fine, e paradosso ancora di più, è la squadra che ha più tocchi nell'area di rigore avversaria, perciò alla fine gli manca soltanto, si può dire, quasi il centravanti, perché alla fine se arrivi lì te inizi a passare dentro l'area di rigore, poi diventa un po' il colmo. Allo stesso tempo sorprende il dato secondo me della Casatese Merate, che dice in realtà tantissimo su quello che è il gioco di Mister Commisso, un gioco fatto di grande fisicità, di grande pressione, perché è una squadra che ha il 46% di possesso palla, ma 13,6 tiri, è quello, se non mi sbaglio, il dato più alto, infatti il dato più alto di tutta la categoria, e di conseguenza dimostra quanto la Casatese giochi di riaggressione, di pressione, faccia bene il suo compito, senza ombra di dubbio, ha i giocatori giusti di gamba per poi ripartire forte, penso davanti a Vince Linguè, e quando arriva in porta poi fa anche male. Il Milan ha fatto un gol pazzesco. Sì, no, ma poi gioca su me Casatese come punto, proprio come calcio, è uno dei migliori senza ombra di dubbio. Come dati, ottimi dati anche da parte di Brusaporto, che è sia giochista che però conclude tanto verso la porta avversaria. Tra i dati che sorprendono possiamo anche vedere ad esempio la nuova Sondrio, che anche lì 50% di possesso palla, però non tira praticamente mai verso la porta avversaria, visto che il dato peggiore anche per grande distacco. Secondo me qua gioca anche tanto il precedente rendimento della prima parte di stagione, senza ombra di dubbio. Anche il Chievo, che comunque tira poco verso la porta, è un possesso palla che è più o meno da 0-0, ecco, possiamo dire, passatemi il termine, perché 48% non c'è grossa differenza, però tira poco verso la porta. Sicuramente sono numeri che, se vuoi vincere il campionato, andrebbero migliorati. La questione è che, a differenza del girone D, qua c'è molta più differenza tra, tipo, nello scaglione delle 6 che hanno più possesso palla o le 6 che creano di più. Non sono sempre accoppiate, c'è anche, per facilitare la lettura, il colore. Sostanzialmente, se sei verde nel possesso palla e sei verde nelle occasioni create, vuol dire che sei top 6. Se no, se sei verde arancione oppure rosso arancione, quindi se il colore non è lo stesso, significa che non sei nel tuo scaglione di riferimento, diciamo, infatti. E nel girone B succede molto di più rispetto che il girone D. Il girone D le prime 6 erano bene o male erano quelle là. Ma lo vediamo anche in realtà nei dati per negativo, diciamo, che per il possesso palla Caldiero, Casatese e Scanzorosciate nell'ultima fila sono squadre con per possesso palla nelle ultime 6, ma per tiri verso la porta nelle prime 6. Sì, no, ma infatti, ma poi c'è anche molto della filosofia dei mister, secondo me, in questi dati, perché Milan Futuro è primo, con una rosa di tutto rispetto. La Real Calepina è seconda, perché Mr. Joelson sappiamo che non butta il pallone neanche. Loro giocano, neanche se gioca all'11 contro 0, Mr. Joelson comunque prima di far gol deve fare una quarantina di passaggi, che poi è anche il suo vero merito, perché riuscire a dare un'idea di gioco del genere in Serie D con una rosa da budget comunque limitato e non infinito come la Real Calepina, è un gran risultato. Brusaporto sta facendo una gran stagione, anche i dati lo confermano. La Leone è una squadra che col sintetico, comunque il suo campo, è una squadra che piace giocare, anche con Memuscè soprattutto sta cercando di giocare tanto. Folgore Caratese è prima, il Sondrio è l'unico dato magari possiamo dire che sorprende un po', però per il resto io devo essere onesto e dico che in realtà dice molto dell'idea dei mister, e anche alla fine poi dipende sempre da cosa si vuole raggiungere, perché Mr. Gelson sta cercando di raggiungere la salvezza e con questo obiettivo, con un'idea di calcio che squadre che cercano di raggiungere la salvezza, visto. Sì, non è facile. Adesso arriva da, mi sa, 2 o 3 risultati. 3 vittorie. Esatto, che l'hanno tirato fuori perché e allora, quando ti trovi là in mezzo e hai questa idea, diventa sempre più difficile proporre il tuo calcio. Quando sei fuori e inizi a avere dei risultati, hai molta più credibilità, i giocatori credono in quello che fanno, perché poi la sostanza è quella, che il giocatore deve credere in quello che tu gli proponi. E allora, secondo me lì incentiva tanto anche il fatto di avere un gruppo molto giovane e avere un mister come Gelson, comunque un mister che ha giocato ad alti livelli. Un gruppo giovane è più facilitato a seguirlo, secondo me, magari. Sì, perché poi dopo dipende esattamente dal gruppo che ti trovi, perché adesso io mi ha fatto l'esempio di Joelson l'anno scorso era la Leone e le stesse proposte non riusciva con una squadra, secondo me, che era molto fortissima, forte. Però quest'anno invece in Serie D, un'altra categoria, con una squadra molto più giovane, riesce a proporre quello che sono le sue idee.
Poi dipende sempre dai giocatori che poi, hai. Poi infatti dipende anche come rendo quei giocatori, perché alla fine la Leon ha vinto comunque con le idee di Mr. Gelson, applicate benissimo a Mr. Ghidelli che era il suo secondo, però comunque vuol dire che della conseguenza c'era, e da lì in poi è stata praticamente invincibile. La Leon non ha mai perso, di conseguenza un po' fa anche dubitare su tutto quello successo. Poi infatti poi dopo, esatto, che noi non lo sappiamo, io devo fare questo esempio qua, nel senso che però anche io condivido. Che poi alla fine sempre dipende dal gruppo che hai a disposizione, perché se c'è un gruppo che crede nell'allenatore, si buttano anche dall'autostrada, al ponte dell'autostrada, e allora tu l'allenatore diventi il più bravo del mondo, perché ogni cosa che gli proponi va bene. Se invece ci sono dei giocatori che non ascoltano l'allenatore, e diventa un problema grosso per l'allenatore. Faccio un esempio: Lazzate, Fedele, che secondo me è un buon allenatore, alla fine quest'anno sembravano dei disperati, e invece non è così, non è così. E ti chiedo se da mister hai mai avuto un gruppo che ti ha lasciato un po' per strada magari. Adesso così, forse però lì era una società che era per strada, quando era Pavia, che tutti era un gruppo di disperati, scappati di casa, però ho avuto dei gruppi dove hanno creduto, tipo Grumello, sempre tipo al Calepina, l'ex grumellese, che hanno creduto in quello che facevamo e ci siamo salvati con una squadra tutto sommato che era da... Sì. Perfetto. Per ora io sono contentissimo così. Andiamo avanti. Iniziamo a parlare di introdurre quello che è il nostro nuovo ospite. Stiamo parlando di Andrea Grasso, estremo difensore del Breno, arrivato quest'anno nel girone B, classe 2006, 21 presenze, 5 clean sheet, 1890 minuti giocati, è praticamente il portiere titolare, che è una rarità comunque, perché in Serie D si sa che spesso poi si inizia a cambiare, a volte giochi con l'over, a volte giochi con l'under, è sempre un po' un macello, si può dire, passatemi il termine, e invece lui ha dato sicurezza al reparto, anche perché nei numeri è il primo di tutta la categoria per tiri subiti nel corso dei 90 minuti, e anche da inizio stagione, secondo nel corso dei 90 minuti, 69 sono le parate effettuate, ed è il primo di tutta la categoria, ed è quinto per giocate in living line. Qua abbiamo giocato il termine inglese, in realtà sono le uscite. Molto semplicemente sono le uscite, è quinto di tutto il girone per uscite. Andiamo a vedere anche qualche filmato magari per renderci conto anche degli interventi, in questo caso dell'estremo difensore. Qua sullo Monaco, anche qua palla che schizza su raso, non un intervento facile. Questo invece secondo me è il terzo, questo su Mauro Matis, un grande intervento, scende bene rapidamente, palla che andava nell'angolino, era destinata, ero lì dietro a bagnarmi, perciò mi ricordo bene. Anche qua su punizione, ottimo intervento, anche qua con la Castellanzese si è superato in una partita che poi lo vedremo su BPTV. Ha offerto penso il miglior dribbling nella storia della Serie D. Poi in caso lo recupereremo, un dribbling, non so se ti è mai capitato mister, dribbling, pallone per terra, giocatore caduto per terra che con la testa si avvita su se stesso e salta l'avversario da terra. È una cosa incredibile, non so come devo vederlo. Possiamo fare la domanda direttamente ad Andrea. Ti chiedo Andrea se tu invece l'hai visto il dribbling lì, visto che eri dal vivo in diretta, quel dribbling te lo sei gustato? Era Boccadamo se non mi sbaglio. Sì, mi sembra di sì, ma ora come ora non ricordo benissimo, forse preso dalla partita. Può starci. Comunque benvenuto Andrea. Grazie. Ti posso chiedere di mettere lo schermo del telefono in orizzontale? Certo. Grazie mille. Perfetto, perché qua come sempre abbiamo la regia che un po' ci rompe le scatole. Una carriera possiamo dire un po' particolare, perché hai passato 2 stagioni in Sicilia, poi ti sei praticamente trasferito dall'altra parte d'Italia in Lombardia. Ti chiedo quali sono state le motivazioni che ti hanno portato a prendere questa scelta. Ma più che altro nel cercare una visibilità diversa da quella che era il campionato del girone I. Avevo ricevuto delle offerte da squadre sempre del girone I, però sentivo la necessità di uscire fuori e provare a farmi conoscere anche da altre parti, ecco. E allo stesso tempo ti chiedo invece come ti stai trovando adesso a Breno. No, veramente bene, è una società molto seria, è una società dove si può crescere con serenità e veramente migliorare giorno dopo giorno. Ci sono persone che ci mettono tanto impegno sia nei confronti della squadra, lo staff, veramente una bellissima esperienza. Mi gioco questo piccolo giochino, scusate il gioco di parole, se ti chiedo almeno 1 o 2 differenze tra il girone I e il girone B in meglio e in peggio.
Ma allora, girone B meglio, posso dire le strutture o comunque i campi dove si vanno a giocare. Abbiamo giocato, ho giocato per quest'anno in campi con un manto decisamente migliore rispetto a quelli a cui ero abituato, ed è anche quella differenza che si vede in quella che è il campionato, perché giù è un campionato molto più fisico, è un campionato dove si va sulla lotta, proprio per quelle che poi sono le strutture che si vanno a trovare nei vari stadi. In negativo forse qualcosa in meno il tifo, perché giù si sente molto di più, anche le città, i paesi molto più piccoli comunque quasi sempre riempiono lo stadio, e il calore è differente sicuramente. Secondo te è più facile giocare in uno stadio vuoto, senza pressioni e magari con qualche disattenzione in più proprio dal punto di vista della concentrazione, o in uno stadio pieno col pubblico e tutte le pressioni che ne consegue? Ma entrambi hanno pro e contro. Sicuramente non è facile giocare in uno stadio pieno, non è facile giocare fuori casa con uno stadio pieno. D'altro canto bisogna essere bravi quando si gioca in uno stadio vuoto, secondo me, a trovare lo stimolo giusto, perché ogni tanto secondo me si tende un attimo anche ad appiattirsi, no? Senza pressioni, con troppa leggerezza. Quindi pro e contro sicuramente da entrambi i lati. Io personalmente, come posso dire, mi emoziono, mi gaso quando sento il pubblico che anche va contro di me, magari stando sotto la curva avversaria, sentirmi dire qualche parola in più mi dà un po' di forza, ecco. Mister, tu invece ti sei uno che si caricava di più? Sì, sì, no, a me le curve quando sia a pro che contro mi sono sempre entusiasmate, e come dice lui mi caricavano, anche se mi insultavano mi caricavano. Invece vuoto, lo stadio vuoto, ho giocato in uno stadio, i primi anni di Chievo giocavo in uno stadio a 20, cioè 40.000 a Bentegodi, Sì, 38, ce ne avevamo 2.000 forse, era un po' dispersivo, per cui gli stimoli te li devi trovare tu. E come si trovano in quel caso? Ma si trovano, comunque se sei uno tranquillo che comunque sai concentrarti, sai fare le tue cose, alla fine lo trovi, però giocare davanti a uno stadio pieno è una bellezza incredibile. Mi viene la domanda: qual è stata secondo te la partita con meno tifosi del Chievo, cioè meno tifosi in generale al Bentegodi? Ora non so, magari c'è anche il dato, però. No, adesso non mi ricordo, forse in un Chievo Ancona, ma perché faceva freddissimo, campo ghiacciato. Mercoledì. No, abbiamo giocato di domenica, ma c'erano forse 1.800 persone, cioè primi anni di Chievo di B eravamo veramente pochi. A Sassuolo si può dire che ora qualcuno va, sì. Però prima era molto più complesso. E invece, tornando da Andrea, voglio chiederti, hai giocato il primo anno in Serie D praticamente da un anno sotto quota, perché eri come oggi il 2008 possiamo dire, e ti chiedo se, visto che arrivavi da un Under 17 comunque professionista come quella del Frosinone, ti chiedo se secondo te, tornando indietro, è stata la scelta giusta, e se è il percorso che consigli anche proprio come portiere, quanto ti ha aiutato a crescere, giocare già con i grandi e di conseguenza io una stagione con i grandi. Ma sicuramente mi ha aiutato tantissimo, fino a quando non lo vivi non ne puoi essere cosciente al 100%. Tornando indietro la rifarei altre 1000 volte questa scelta. Approcciarsi con i grandi, impari anche semplicemente l'importanza dei 3 punti, che magari in un settore giovanile è più difficile da percepire. Il vincere o il perdere è una differenza grande, e vedi anche come i grandi poi si approcciano a quello che è il calcio, quello che per te è sempre stato un gioco, che rimane comunque un gioco, però diventa anche un lavoro, e quindi un luogo dove bisogna mettere dedizione, tempo e serietà, soprattutto in quello che si fa. Quindi sì, sicuramente mi ha fatto crescere tanto, e lo consiglierei a chi deve scegliere se rimanere tra i ragazzi o andare nel mondo dei grandi. E tornando al Breno, ti chiedo una stagione che per il momento comunque tutto sommato tranquilla, perché siete il classico campionato, noi che lo seguiamo da diverse stagioni, un po' da Breno, da lì, zona salvezza, metà classifica, però per i nomi che sono arrivati nel corso di quest'estate, come ad esempio Bitiene, Castelli, di altri giocatori, o lo stesso difensore centrale, non mi sfugge il nome, Bigolin, che è arrivato alla Folgore Caratese, tanti giocatori di assoluto spessore, ti chiedo se magari ai nastri di partenza nello spogliatoio si respirava un'area diversa, magari quella di poter fare anche qualcosa in più.
Sicuramente magari non ci aspettavamo di essere dove siamo ora, ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più, senza ombra di dubbio. Alla fine ci ritroviamo dove siamo, i nomi sono importanti, i giocatori sono importanti, lo dimostrano ogni giorno in allenamento, lo dimostrano quando si gioca. Però la palla è tonda, se ci ritroviamo alla fine in queste posizioni è perché vuol dire che in qualche modo dobbiamo e meritiamo di stare in queste posizioni. Forse dovevamo trovare un po' più di continuità nei risultati, però sono convinto che nelle partite che rimangono possiamo fare veramente bene. Mister, il Breno di colore granata. E ora io ho aspettato fino adesso, comunque ho detto la curiosità della Salernitana, mister, uso questo gancio, stesso colore sociale, perciò ora siamo curiosi della curiosità della Salernitana. Del gennaio successivo, del trasferimento, che lì c'è la storia. Sì, no, perché io ero andato da Pescara a Salerno, feci una stagione spaventosa, però ero di proprietà di Pescara. Sono dovuto tornare a Pescara, poi da lì è stata la contestazione e tutto. Ho tirato a gennaio perché c'era il mercato di gennaio e finalmente con i due presidenti riescono a trovare l'accordo per farmi tornare. L'ultimo giorno in pratica di mercato esonerano l'allenatore del Pescara, era Galeone se non sbaglio, o Delio Rossi, non mi ricordo chi, l'hanno esonerato e arriva Burnic. Arriva Burnic e mi vuol bloccare il trasferimento, dice no perché era un mio estimatore, mi dice no aspetta dai vediamo, no io no mister io me ne devo andare, cioè io voglio andare, io me ne voglio, lui no ma dai no dopo vediamo dopo l'allenamento, vedi io no mister non ha capito e lui no allora ho passato l'allenamento a prendere ogni pallone che mi passava vicino, lo buttavo fuori dallo stadio. Ti giuro, ho buttato fuori tutti i palloni dallo stadio. Finito l'allenamento mi chiama e mi dice mi sa che è meglio che te ne vai io. Mister ha ragione. Questo cioè, li ho buttato fuori tutti i palloni dallo stadio. Dai. Ti sei poveri accattati. Perché doveva capire che doveva capire che dovevo andare via. Dai. Tarcisio l'ha capito. Sì, l'ha capito. Meno male, almeno questo. E ora ti chiedo anche un ricordo su Galeone, però, perché è venuto a mancare la parola. No, infatti mi dispiace perché quando si parla di morte poi guai. Nel senso, allora lui arrivò l'anno dopo che noi per un punto non andammo in Serie A, mi mise fuori rosa e io poi andai a Salerno e feci la stagione più bella della mia carriera. Tornai a Pescara, però cosa successe? Allora, tornai a Pescara con Delio Rossi, non partimmo bene, esonerato Delio Rossi e torno Galeone. E da lì invece ero diventato suo figlio. Sì. Cioè ogni allenamento, ogni giocata, ma anche sbagliata mi diceva bravo. Io dicevo ma sta diventando pazzo. Vabbè no, quello. Però lui era un amante del calcio, cioè lui giocava a 4-3-3, ma i due esterni altissimi, cioè non tornavano mai, stavano là. Eri contento tu da centrocampista? Io da centrocampista centrale non ero tanto contento, però cioè, lui è un altro amante del bel calcio, del gioco, palla a terra, sì, no, un ottimo personaggio, dai. Poi ci sono degli aneddoti, ma non è giusto neanche raccontarli. No, massimo fine puntata. Esatto, questo in privato, dai. Tornando invece al nostro ospite, ti chiedo, visto che sei un ragazzo molto giovane, questa è già la terza stagione comunque da titolare, la seconda da titolare fisso in Serie D, qual è quella che è la tua prospettiva nel breve periodo, nel medio-breve periodo? La prospettiva nel brevissimo è fare bene contro il Chievo, sicuramente, che affrontiamo sabato. Non lo so, sinceramente spero di continuare a fare bene. Non nego che se non l'anno prossimo, quello dopo, mi piacerebbe fare anche il salto, provare a fare il salto di categoria. È un obiettivo che io ho senza presunzione, comunque sapendo che ho tante cose da migliorare e sapendo che comunque ancora semplicemente in questa stagione bisogna passare da tante partite. Quindi cercare di fare bene per poi in un futuro provare a fare anche un salto. Prima di passare a Quizzone, un'ultima curiosità.
e ti chiedo se da portiere, perché ho visto tutti i portieri che ho visto riscaldarsi, la maggior parte hanno dei riti scaramantici. Ti chiedo se tu da portiere anche tu hai qualche rito scaramantico magari nel riscaldamento, perché l'ho visto di tutto, addirittura la bottiglietta che prima di essere bevuta viene fatta girare 2 o 3 volte, l'ho visto di tutto, perciò te lo chiedo se anche tu magari ne hai qualcuno. No, scaramantici di questo tipo no. All'entrata sia del primo tempo che quando rientro al secondo tempo bacio un tatuaggio che ho nell'avambraccio insieme al mio papà, semplicemente quello. Poi riti in particolare no. Perfetto, perfetto, bellissimo. Ora invece arriva, non so se lo sai, il momento del quizzone. Sono 7 domande e l'obiettivo è farne 7 su 7, solo in 2 sei riuscito a fare 7 su 7. Se ci riesci a fare arriverai allo spareggione finale, che sarà a fine stagione appunto. E partiamo subito con quanti clean sheet hai collezionato nella massima serie dilettantistica, cioè in Serie D, tra campionato e coppa? Tra campionato e coppa? Sì. 14? 16. 16. Questa era difficile, questa l'ho Questa messa era prima, però difficile, effettivamente era molto difficile. O c'hai un Non ero libricino a preparato. casa dove te li segni, se no non te lo puoi questa è guardare. molto complessa. Qual è il calciatore più anziano della vostra rosa? Tagliani. Giusto. Sarà facile. Sono 2 35 anni, perciò in realtà 36 non è che... dalla Frosinone Under 17 c'è un calciatore che attualmente milita qua vicino, più precisamente nel Como. Di chi stiamo parlando? Questo non è facile. Che ha giocato anche in primavera. Non ho idea. Andrea Mezzargs, si chiama così. Ok. Era complessa questa, però un Non gran lo sapevo, stagione, non lo visto. sapevo. 11 presenze e 7 gol. Il santo patrono della città di Breno, È tornato. a tua grande richiesta. San Tommaso, non lo so. Era San Valentino, che tra poco si festeggia. Era perfetto, era. Dal Ragusa dell'anno scorso c'è un calciatore con cui condividi attualmente il girone, cioè quello B. Di chi stiamo parlando? Scipione. Giusto. In quale valle è situato il comune di Breno? Valcamonica. Giusto. Bitiene invece ha vinto il campionato di Serie D con quale maglia? Pienamente cambiati? Non lo so, non so. Gioca No. nel vostro girone, se vuoi spararlo. Gioca nel nostro girone, Sì, sì, Caldiero. Giusto. Hai visto? Ok. Perfetto. 4 su 7, comunque un buon risultato, un buon risultato. Andiamo a prendere il prossimo turno. Prossimo turno che ci offre appunto il sabato l'anticipo Chievo-Verona-Breno, poi Casatese-Merate Oltrepò, Castellanzese Nuova Sondrio, Leon Folgore Caratese, Pavia Real Calepina, Scanzo Rosciate Milan Futuro, Varesina Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo Cagliero, Vogherese Brusaporto. E la domanda normale, Chievo-Verona-Breno è una partita sicuramente importantissima contro una grande squadra che ha bisogno disperato, possiamo dire, di punti per non far scappare la Folgore Caratese in vista del big match, e ti chiedo come l'affronterete. Ma a viso aperto, consapevoli che comunque loro si giocano tanto, ma allo stesso tempo noi comunque ancora siamo in cerca e affamati di punti, perché anche noi abbiamo un obiettivo ancora da raggiungere, la classifica è corta. E quindi sì, sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra dalle qualità importanti, però allo stesso tempo sappiamo anche noi di avere tanta qualità e che come loro hanno bisogno di fare punti anche noi. Quindi sicuramente cercheremo di fare anche noi il nostro gioco, ecco. L'ultima, prima di salutarti, ti chiedo se la squadra che hai visto meglio nel girone, visto che ormai le affrontate tutte almeno una volta, è la Folgore oppure c'è anche qualcun'altra che ti ha sorpreso. La Folgore sicuramente, e anche la Casatese quando abbiamo giocato in casa da loro è stata veramente tosta. Perfetto. Mi hanno stupito. Io ti ringrazio e ti auguro una buona serata e una buona fortuna poi per dopodomani. Grazie a voi. Buona serata, buona serata. Ciao. La domanda non è stata casuale in realtà, perché io sapevo che, non sto scherzando, non le ho chiesto, però sapevo che avrebbe detto la Casatese, perché la Casatese, a detta di tutti praticamente quelli che lavorano nell'ambiente nel girone, sono tutti sorpresi dal rendimento, dalle grandi prestazioni che mette in campo, però alla fine si trova lì e non riesce a fare quel piccolo step, perché alla fine su me manca veramente poco, che alla fine sono tanti pareggi, perciò manca veramente poco per diventare una squadra praticamente imbattibile, perché se sta sorprendendo tutti.
A Casatese secondo me c'è uno dei migliori allenatori di questa categoria. Cioè, ormai è insieme al direttore. Sì, però lui ormai è tanti anni che l'hanno lasciato lavorare, poi Casate secondo me è una piazza dove ti lascia lavorare tranquillo, non hai grosse pressioni, e tutti gli anni che è stato a Casate ha fatto bene, per cui si può solo parlarne bene di Sì, no, sicuramente. Infatti a me spiace perché poi anche l'altra volta è venuto in puntata Mister Commisso a lunedì ed era un attimo un po' era venuto dopo l'ennesimo pareggio se non mi sbaglio ed era un po' amareggiato più che altro per la stagione perché la squadra rende. I numeri dicono che è un'ottima squadra, tira in porta, perché poi non è lontanissima, perché lì infatti. Purtroppo sai cos'è che ormai con la storia dei 3 punti i pareggi contano, è meglio pareggiare un po' meno, perderne qualcuna ma cercare di vincere qualcun'altra. È l'Inter in campionato, la Roma stessa. Infatti. La Roma ne ha pareggiata la prima, ha pareggiata domenica l'Inter col Napoli a inizio ritorno, perciò hanno perso di più semplicemente, però alla fine conviene. Milan ha perso una sola e 5 punti indietro. Però detto questo, io aspetto le domande perché so che sarebbero arrivate, certo. Infatti mi sono portato avanti. Partiamo subito. Vai. Allora, il Brusaporto perde la terza partita di fila ed esce dalla zona playoff. Pensi che nel girone di andata abbia overperformato? Secondo me ha reso un po' di più, cioè ha reso qualcosa in più delle aspettative e sì, in generale secondo me era un gradino sotto ad esempio il Villavalle come qualità tecniche dei giocatori, perciò mi aspettavo un paio di posizioni più sotto magari rispetto a quella che aveva adesso a fine campionato, non troppo di più. Leone e Castellanzese con la sconfitta di domenica si ritrovano nel mischione play-out. Pensi che per quanto fatto fino ad ora sarebbe ingiusto dover fare play-out per queste due squadre? Per quanto fatto vedere, per quanto conquistato fino ad oggi è sicuramente ingiusto, infatti la regola della forbice secondo me è sacrosanta in alcune situazioni. E infatti proprio per la regola della forbice ti chiedo se i play-out secondo te si giocheranno? Secondo me sì, perché fatico a credere che questa sia la media di Varesina e Pavia anche per la legge dei grandi numeri da qua a fine stagione. L'Oltrepo a fine partita guarda di più se hanno perso quelle dietro o quelle davanti? Indubbiamente quelle dietro, senza ombra di dubbio. La Varesina retrocederà secondo te? La Varesina secondo me, come ho detto prima, se devo dire una tra Pavia e anche col Pavia vedo meglio il Pavia per un semplice motivo che sono troppi giovani e secondo me quello può costare tanto nonostante le qualità incredibili della maggior parte dei giocatori. Martedì hai visto la diretta di A Tu per Tu con il presidente La Terza? Sì. E Douglas Costa secondo te farà più di 4 gol in campionato? Allora dovrebbe arrivare se non questa settimana la prossima. Sono 12 partite, se Douglas Costa fa meno di 4 gol in campionato in 12 partite penso sia l'acquisto, passatemi il termine, più fallimentare nella storia della Serie D per rapporto qualità-prezzo. Almeno 4 gol credo li faccia. E la Folgore vincerà il campionato in che percentuale secondo te? Se fossi la terza direi lo 0%, ma siccome non sono la terza dico credo l'80 ad oggi. 80%. Avrei detto anch'io così. Va bene, finite. Ti sei superato anche questo esame del anche questo giro me la sono cavata. Riprendiamo un attimo il prossimo turno. Prossimo turno del girone B, perché allo stesso tempo vado anche dal mister io ti chiedo qual è la partita che osserverai con maggiore attenzione. Ora vederla così è difficile. Beh no, per la zona bassa sicuramente Castellanzese e Sondrio. Sì. Per la zona alta, che poi è una zona mista lì, perché sia zona bassa che alta, è Leon Caratese, che è una bella partita. Una bella partita. Poi ha la Leon Arena, che è il campo della Leon. Sapete anche quanto vale per la Leon come partita, molto importante. E invece io quella di Jacopo ormai ce l'ho un po' a cuore perché me l'aspetto sempre. Vediamo, secondo te quale potrebbe essere? Secondo me? Allora, io dico... per conoscendoti per gusti, o è Scanza Rosciate Milan Futuro e Virtus Ciserano Bergamo Caldiero. Invece no, invece è Pavia Real Calepina. Vero, perché poi quando iniziano a essere un po' le ultime chiamate, che c'è quella roba in più, la partita prende valore. È giusto, anche quella è una partita molto importante. Il buco inizia a essere veramente importante. No, se Pavia non vince questa partita davvero inizia. Soprattutto allora il gap si allunga, per il fatto delle medie, poi qualcuna non è che posso, cioè al momento la quota salvezza diretta è troppo elevata nel girone B, perciò qualche colpetto lo perderà sicuramente. A maggior ragione è importante non perderla quella partita per il Pavia, perché poi se tieni una media normale hai 8, secondo me che alla fine sono 2 punti, un punto ancora da recuperare, ci può arrivare, però se la perde veramente rischia di creare un buco, un solco difficile da gestire. Prima di andare in chiusura chiediamo un aneddoto.
Un altro. Un aneddoto a scelta, non su potrebbe stare Instagram, 4 un ore a aneddoto a parlare in scelta. Instagram, Ma perché infatti per quello mi piacciono, per quello Ma gli aneddoti a scelta, cioè, devo tornare indietro con la mente, ma anche pensare. da mister, o qualcosa di divertente. Lasciamo un ricordo a chi ci segue. Divertente, sai che adesso così su due piedi è difficile, non mi viene in mente niente. magari non so, il primo gol tra i professionisti o qualche ricordo, anche un bel ricordo. Vabbè, dico, io il primo gol da professionista e il primo gol in Serie B li ho fatti nello stesso stadio. Ho fatto il primo gol da professionista all'Isola di Sant'Elena col Venezia in C2 se non sbaglio, sì, e ho fatto il primo gol in Serie B a Venezia. Allo stadio penso. Sì, a Venezia come... Sì, penso si chiama, sull'isola di Sant'Elena. Sì, sono su quelli due lì. Com'era giocare lì, vivere la domenica perché arrivare col traghetto? Ma guarda, noi eravamo lì a Venezia in albergo, abbiamo preso il traghettino e siamo arrivati, una roba di... Sì, niente di particolare. E quante partite ci hai messo per fare il primo gol? Il primo gol da professionista ci ho messo tanto perché ci ho messo, se non erro, il primo anno non ho fatto gol, l'ho fatto al secondo anno. Ma era una cosa a quale ci tenevi, nel senso comunque di trovare il gol? O Sì, era una cosa che volevi fare il gol? Beh, ma fare gol era un po' dappertutto. Infatti il primo gol l'ho fatto da un tiro da fuori. No, poi ci sono stati la preghiera, ci sono stati poi degli anni che avevo una media sempre di 3 gol all'anno. In Sesto ho fatto 5 anni come media 3 gol all'anno. Solo un anno sono andato a 4. E poi anche in Serie B, quando sono andato in Serie B, il primo anno ho fatto gol, sì, ho fatto 2 gol all'anno, ho fatto lì 2-2, sì. Però sinceramente devo fare qualche gol in più. Queste sono storie dal livello calcistico elevatissimo, infatti ringraziamo ogni volta per darci queste perle. Allo stesso tempo invece io oggi voglio una storia dal livello calcistico bassissimo e perciò chiedo a Jacopo un aneddoto divertente di quando giocavi. Un mio aneddoto di quando giocavo? Sì, dai, qualcosa di divertente. Vediamo. Allora, però non ero ancora neanche in prima squadra. Mi ricordo che quando avevo... Sì, fa niente. Quando avevo cambiato squadra, ero andato a giocare a Castellanza, così sono arrivato, non conoscevo nessuno, era un gruppo comunque, penso quando sei più piccolo tutti si conoscono, sono un po' più o meno amici, no? Io sono arrivato, non conoscevo nessuno, parto fuori e entro in campo, prima giocata mi arriva una palla che andava lontanissimo, così mi sono buttato per prenderla di testa andando all'incontrario, sono caduto su me stesso, cioè è stata la prima cosa che hanno visto i miei nuovi compagni. Ho detto vabbè dai, qua ho capito che non è il posto giusto. No, è andata bene poi. Sì, no, poi è stato uno degli anni più belli del mio settore giovanile, diciamo. Vabbè, buono, dai. Detto questo, io posso arrivare alla chiusura, non so se Jacopo, perché Jacopo certo. Ci serve qualche domanda? No, andiamo pure in chiusura. Possiamo andare in chiusura, oggi abbiamo anche fatto un sacco di format. Ma sì, oggi abbiamo fatto un sacco di robe, infatti troppe cose, dobbiamo tagliare già. Dobbiamo tagliare perché sta tagliando su da sopra, tagliano i ponti. Detto questo, io auguro a tutti una buona serata, ringrazio il mister per essere venuto qua di nuovo ospite, una buona fortuna ormai sfortunatamente per la prossima stagione, perciò sì, a meno che ripassare noi ti a meno che ci sia qualcuno che abbia voglia di tesserarmi come team manager o dirigente, vado a fare il dirigente da qui a giugno. Ringraziamo come sempre Jacopo, ringraziamo Bepi TV per darci questo spazio, ricordiamo sempre di seguire Bepi TV anche su Instagram per trovare tutte le ultime notizie di mercato come quelle che abbiamo mandato a inizio puntata, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e vi auguro una buona serata.